Dopo lo splendido concorso di Miss Little Princess, potevamo non mettervi i momenti più belli e salienti delle uscite di moda? Ovviamente no. Quindi io e Bea questa sera siamo qui per presentarvi i migliori momenti delle uscite di moda della prima tappa di Miss Little Princess. Buona visione! Adesso apriamo invece la seconda parte della serata dedicata alla moda e in particolare a quella proposta dalle caramelle Bonton. Offre davvero tantissime opportunità di moda, bellezza, come ad esempio l'abito che indosso questa sera è di caramelle Bonton, quindi abiti eleganti, però di tipo di licenza, tutti scelti dal cuore dolce di Maya Tulina, che ringraziamo ancora per essere con noi anche nella nostra giuria, tutto il lavoro questa sera, tutto, di tutto. Le caramelle Bonton nasce il 4 aprile 2021 in un periodo, se lo ricordiamo, anche molto difficile, legato componente contro tutto e tutti, ma ha resistito per dei risultati eccellenti. Negozio accogliente dove ci si può sentire a casa, potete trovare dall'intimo l'abbigliamento donna, uomo e accessori molto ricercati e di qualità. Una ventata di colore per tutte le taglie, anche over fino agli anni 60. Dove si trova le caramelle Bonton? Si trova all'ospedale Ornano in via Roma Ovest, numero 67, ma potete ovviamente consultare anche il sito www.caramellebonton.it. Vi riservate un servizio di spedizione anche comodamente a casa in 24-48 ore in tutta Italia e anche all'estero. E noi siamo pronti quindi per la prima serata di le caramelle Bonton con ovviamente le scelte di elegante.
Questa volta parliamo di arte di Murano, anche di accessori, però in particolare borse impreziosite anche con gioielli di arte di Murano. Arte di Murano nasce nel 1986 grazie alla giovane imprenditore, un giovane imprenditore del corso Monocillo, e negli anni grazie alla costante ricerca e alla lavorazione del tempo e da una cultura aziendale volta alla fonte di soddisfare e al gusto del pubblico, nate con un dato sul proprio prestigio, proponendo sul mercato un'ampia gamma di prodotti altamente differenziati e sicuramente artigianali. E allora facciamo un applauso per le proposte di arte di Murano. Eccoci qui amici, con questo abbiamo ufficialmente concluso questo défilé di moda con dei pezzi, Giulia, che Io sono senza Giulia, parole. anche io, ho visto delle cosine per niente male. Il nostro portafoglio piangerà anche questa sera. Urlerà tremendamente. E con questo amici di GD Ferro Team vi salutiamo, ci vediamo alla prossima.